Sparaco organizzata dal liceo Leonardo qui al Pala Congressi, un evento sicuramente importante considerando anche l'affluenza dei ragazzi che hanno voluto assistere all'evento. Sì, diciamo che per il nostro liceo è l'inaugurazione della stagione degli incontri con l'autore, una stagione alla quale noi teniamo tantissimo perché il percorso progettuale che vede i ragazzi incontrare autori spesso di un certo spessore, ecco, diventa per loro occasione di formazione a 360 gradi. Oggi incontriamo Simona Sparaco che parla direttamente attraverso questo libro direttamente agli adolescenti, quindi quale miglior target se non quello di una scuola come la nostra in cui i ragazzi vengono anche impegnati a riflettere su storie di un certo tipo. Sono le storie narrate in questo libro di due ragazzi adolescenti che hanno due percorsi di vita diversi e io credo che molti dei nostri ragazzi nella lettura di questo testo si siano ritrovati nelle vicende di questi ragazzi, perché narra di un progetto di vita di entrambi, sebbene diciamo sotto due facce diverse, narra di nostalgia, narra di solitudine, narra di viaggi, in un caso un viaggio reale, nell'altro un viaggio virtuale, ma pur sempre un viaggio che in fondo è il viaggio della vita che caratterizza poi il progetto di ciascuno di noi. I protagonisti della Vita in Tasca sono due ragazzi di 14 anni, quindi stanno per fare il salto dall'adolescenza all'età adulta e anche a livello scolastico stanno per finire la terza media e quindi devono passare al liceo, ma sono due ragazzi molto diversi perché vengono da due mondi completamente diversi. Quello di Malik è un mondo fatto di povertà, di guerre, di pericoli, perché il Mali, il centro dell'Africa, uno diciamo dei viaggi più inimmaginabili dal punto di vista del dolore che si possono compiere, proprio quelli che vengono chiamati viaggi dell'inferno, perché si parte da questi paesi per arrivare in Europa. E l'altro ragazzo, Mattia, è un coetaneo ma vive in Italia e ha a che fare con una guerra completamente diversa, quella quotidiana che vive all'interno della scuola per colpa del bullismo, per una famiglia lacerata internamente. Però le vere protagoniste di questo libro sono anche le madri, quindi questo è un romanzo che devono leggere sì i ragazzi, ma possono leggere anche le madri. Vincere il premio Strega che effetto fa anche da un punto di vista letterario? Vincerlo magari, mi piacerebbe, sono arrivata solo in finale nel 2013 con Nessuno sa di noi e il premio Strega è uno dei premi più ambiti in Italia perché è il riconoscimento più importante, quindi sicuramente sarebbe un bellissimo traguardo. Non ho avuto l'occasione di ripartecipare al premio, ma la vita è lunga, quindi speriamo.